l'orgoglio di rappresentare un libro scritto a seguito di un viaggio importante in un palazzo come questo, in una sede così prestigiosa, poi nella capitale dei grandi viaggiatori, perché Venezia rappresenta a livello mondiale una città che ha avuto sempre vocazione e ha dato natali ai viaggiatori. E per me è un simbolo di grande orgoglio. L'occasione è stata uno dei miei libri, il nuovo, che si intitola Mollo tutto e vado negli States in barca a vela, che racconta di un viaggio fatto oltre le colonne d'Ercole, che ci ha portato a vedere tantissimi luoghi meravigliosi, ma la cosa straordinaria è anche tornare a casa. Allora, dopo aver visto mete lontane, dopo aver visto la capitale del mondo come New York in questo momento, Washington e la grande natura dai Caraibi fino al Polo Nord, devo dire che ritornare a casa e vivere nel bello, perché le nostre città, Padova, Venezia, sono dei luoghi assolutamente meravigliosi che vivendoci la quotidianità non riesci a interpretare, a gustare, come quando invece ritorni dopo una lunga assenza e vedi che siamo dei privilegiati.